alla 24esima giornata, è un Monday Night caldissimo e attesissimo, e alla fine di questi 40 minuti di pallacanestro avremo la nuova capolista e il primo possesso del Monday Night è della Segafredo, che attiva Paiola via Schengelia. Si comincia, vediamo il primo possesso, scambio tra i due, poi i blocchi, l'uscita di Bellinelli che serve Dunston contro Bilan, buona la finta, 2-0. Ecco però Brescia, questo è quello che vuol fare, vuole andare al ferro. Una partita che Della Valle prova ad accendere con un'incursione, la palla schizza nelle mani di Criston, che fa la seconda tripla del suo match. Petruccelli, 20-15 Germani. Polonara vuole il centro per avere la spalla destra e la conseguente mano sinistra per il -2. Bloomberg in punta, bello 1 contro 1, è bello anche lo scarico per Polonara che è in ritmo e pareggia a 23. Allora Lumberg si isola, terza tripla consecutiva per la Segafredo. Barnelski la canestro contro Lumberg di forza, resiste al contatto, non arriva Polonara in tempo. Paiola e ora doppie uscite per Lomas, scelto l'altro lato dove ha Balas che ha appena segnato, ne mette un'altra. Poi mandato per terra da Criston in modo legale e Criston riesce a trovare 2 punti, non la difesa schierata. Credo che possiamo fare ancora meglio in difesa, dobbiamo limitare i loro punti di forza, sono una squadra piena di talento, quindi dobbiamo cercare di giocare il meglio possibile in difesa e di non lasciargli niente facile. Canestro è valido e direi sono 3 punti e tiro libero in arrivo. Scivola Paiola, trova Dobric, fuori da Bellinelli, ancora un flipper, tripla di Paiola, 51-39. Eccolo intanto a caccia del flash della Valle che trova una palla di cui Criston fa un buon uso e alla fine l'assist di Messenberg manda Bilan a schiacciare. Giorgiano da solo deve tirare, Zizou tocca, arriva anche Dobric e poi Bellinelli, incredibile! E addirittura tripla di Della Valle, questo è veramente il top per Brescia. Corsa in contropiede per la schiacciata del -9, mancano 6 secondi, Polonara vorrebbe un fallo e parla con gli arbitri, Lumberg 3 secondi, 2 secondi, arresto e tripla! Iffe Lumberg, il graffio del fuoriclasse. Paiola non ha fretta nel passare la metà campo, adesso si cavalca il danese, scarico nell'angolo, Polonara, tanto spazio, quarta tripla. Certo la difesa non è un problema da quel punto di vista per la Segafredo, neanche l'attacco in partite così. Abbas che poi parte al centro allora e va a schiacciare costo. Mamma mia, Udu Abbas. E il punteggio finale al Pala Leonessa che dice che la Virtus ha vinto di 14, 87-73, una gran bella vittoria dopo una settimana molto difficile. Sì, era una partita complicata contro una squadra forte.
giocano sicuramente una bella pallacanestro, ma siamo stati molto bravi a imporci fin da subito. Abbiamo difeso molto bene all'inizio, preso rimbalzi e quindi bene così.